Benvenuti sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Ci troviamo a Russi Superiore, nel cuore del Coglio, una delle denominazioni più antiche italiane, e poi se risaliamo alla storia anche dell'impero austro-ungarico, che ha avuto qui 400 anni, appunto in un periodo diciamo di dominazione, abbiamo già nelle vecchie mappe, già del 1700, di fine 1700, dei cru che riportano anche Russi Superiore e tutti i cru della denominazione Coglio. Io sono Roberto Felluga, rappresento una famiglia da 5 generazioni nel mondo del vino. Qui c'è anche mia figlia Ilaria, che vuole che venisse qui con me, e assieme così portiamo avanti con dei nostri collaboratori un'attività e diamo anche continuità, e quindi sarà lei la stessa generazione che è già entrata in azienda con passione. Proprio la passione è l'elemento importante che ci porta così alle nostre attività quotidiane. Siamo davanti alla cantina di affinamento di vini rossi degli Orzoni. Gli Orzoni sono una famiglia che ha avuto la proprietà dell'azienda 400 anni fa e abbiamo anche un vino dedicato a loro, Ispello Rosso Riserva degli Orzoni, un coglio che naturalmente ha nelle sue corde una complessità, un corpo e longevità, ma longevità è anche, come ho avuto già modo di parlare, un valore dei vini bianchi, ed in questo caso sul vino che ho adesso in mano, che è il Col d'Isole, un uvaggio di 4 uve, Pinot Bianco, Friulano, Ribolla Gialla e Sauvignon. La peculiarità di questo vino è che viene fermentato in botte, in legno, naturalmente non tutto di primo passaggio, vogliamo mantenere il frutto, e la complessità l'acquisisce nel tempo perché riposa sui lieviti, sulle fece nobili dai 12 ai 18 mesi. Ed è un vino anche questo, come il Rosso Riserva degli Orzoni, che può essere bevuto sì giovane, diciamo dopo 2 anni, 3 anni, ma anche dopo 10 o 15 anni. Quindi un valore per il futuro e per appunto le emozioni da vivere bevendo i nostri vini del Coglio.